Giovani Padani. Buonasera, buonasera a tutti da Gabriele Abbiati, Giovani di Milano, la trasmissione Oltre la Notizia, questa sera posticipata di mezz'oretta e accorciata anche per colpa mia che mi sono messo a parlare un po' di sport con il conduttore precedente. Vi do i numeri se volete intervenire: 02 66 20 35 29 o con sms 346 6427 756, oppure potete chiedermi l'amicizia su Facebook, Gabriele Luigi Abbiati. Sarò ben felice di accettarla fin da subito per poter commentare in diretta le notizie appunto che abbiamo preparato per voi questa serata. Per voi adesso stasera sono da solo, nessun ospite, è già la seconda volta che capita, questa volta anche qua sempre colpa mia perché pensavo di non dover andare in trasmissione. Settimana scorsa non c'eravamo, per cui voglio iniziare la trasmissione con un velocissimo e però assolutamente sentito ricordo della giovane Vittoria che purtroppo è scomparsa un paio di settimane fa in provincia di Sondrio. Io personalmente non sono una persona che fa queste cose, però era una ragazza veramente piena di vita, che dava tanto a tutti, era veramente spiritosa, simpatica. Anche chi la conosceva meno vedeva che era una ragazza piena, proprio che sprezzava già tutti i pori, per cui un ricordo mi sembrava assolutamente doveroso. Partiamo quindi con le notizie. Inizio subito questa di Milano: rapine nel Sottopasso, arrestato seriale, almeno 10 le vittime, tutte donne. Lui, un 31enne, è stato incastrato dai confronti delle denunce. 10 donne aggredite in un mese nello stesso punto e dalla stessa persona. Lui è un 31enne di origine marocchina, SI. Il 23 gennaio era stato arrestato durante l'ultimo colpo sventato, perché la sua vittima, a cui il giovane voleva rubare lo smartphone, aveva reagito. Ora i carabinieri hanno stabilito che il 31enne era un seriale. Era lui, insomma, che nel Sottopasso tra Viale Famagosta e Piazza Maggi aggrediva donne per rapinarli. I colpi sono stati effettuati tra la metà di dicembre e appunto il 23 gennaio. Non ha sempre avuto fortuna, 6 delle sue vittime erano riuscite a scappare e l'ultima aveva anche chiamato immediatamente il 112, facendo intervenire una pattuglia di militari. La notizia è stata presa da Milano Today ed era del 28 aprile, quindi un seriale in zona sud di Milano, zona Famagosta, che rapinava sempre nello medesimo luogo. Imola oggi, disabile scaraventato a terra e rapinato da 2 nomadi minorenni. Roma, disabile aggredito e rapinato da 2 ragazzini in via Castelnuovo. 30 aprile, aggredito, scaraventato in terra dalla propria sedia a rotelle e derubato di quello che aveva. Vittima, un disabile preso di mira da 2 ragazzini in zona Marconi nel tardo pomeriggio del 26 aprile. La denuncia di quanto accaduto da parte del presidente del gruppo consiliare appunto di Forza Italia in municipio Roma 11, l'aggressione subita da Carletto su una sedia a rotelle in via Guido Castelnuovo deve essere un chiaro monito per l'intero quartiere. La notizia entra nello specifico: aggredito e rapinato. Il consigliere di opposizione spiega che quello che è accaduto appunto il 26 aprile è arrivata un'altra segnalazione relativa ad un'aggressione subita da un portatore di handicap che vive in zona Marconi da parte di 2 ragazzini senza fissa dimora, probabilmente rom, che lo hanno aggredito e successivamente scaraventato al suolo per portargli via quei pochi euro che poteva avere al seguito. È una situazione che non trova soluzione e che trasmette paura tra le persone più indifese e più vulnerabili. Indifferenza e violenza, una situazione al limite, come spiega ancora appunto il capogruppo. Lunedì chiederò nuovamente un incontro alla stazione dei carabinieri di zona, prosegue appunto il consigliere di Forza Italia, ma anche un maggior coinvolgimento delle realtà sociali presenti sul territorio. Sono queste risorse che continuano ad arrivare. Stasera prima di venire qua sentivo il TG5 che erano sbarcati altri minori, tra l'altro praticamente tutti minori senza genitori al seguito in questo caso, quindi altre persone da dover sostenere con i nostri soldi, come sta avvenendo, come sappiamo tutti. Sono 40 gli euro che vengono elargiti tutte le settimane, tutti i giorni per questi extracomunitari, vuoi per pagare l'albergo, vuoi per dargli da mangiare, vuoi per pagargli il telefonino che devono chiamare a casa. Io non lo so, questi qua si chiedono tutti asilo politico come rifugiati di guerra. Io mi chiedo cosa devono chiamare, non ci saranno neanche più
le comunicazioni con il loro paese e probabilmente, quindi mi sembra, forse non sono rifugiati, ma sono persone che stanno sfruttando questa falla del sistema relativo all'immigrazione, e che non solo, cioè magari c'è qualcuno, non voglio dire chi, li indottrina magari ancora sul barcone o appena scesi, qualche volontario che magari gli dice qualcosa su cosa deve dire e cosa deve fare, in maniera da poter rimanere appunto in questo paese e farsi coccolare, perché a questo punto sono coccolati. E di contro invece abbiamo magari famiglie o padri separati o comunque genitori separati che si trovano in mezzo a una strada perché nessuno gli dà la casa e sono in difficoltà economiche. Passiamo al PD, che Bari, centrosinistra nel caos, inlista la figlia del boss. La notizia di mercoledì 30 aprile, ripresa anche qua da Imola Oggi, che però a sua volta la riprende dal Corriere. 30 aprile è esploso, nonostante i tentativi di tenerla sotto traccia, il caso della figlia del boss in una lista elettorale collegata al candidato sindaco Antonio De Caro, il candidato che si è premurato di firmare a favore di telecamere l'appello di avviso pubblico e Libera, sono le due associazioni appunto contro la mafia, che ha chiesto a tutti i candidati di sottoscrivere un codice etico pensato per chi amministra la cosa pubblica. Quindi proprio lui si ritrova in lista la figlia di una persona legata alla malavita. No al passo indietro, i tentativi di De Caro, esperti a liste già appunto depositate e formalizzate, di fare un passo indietro alla giovane Diomede, 22enne, nessun precedente, impegnata nel volontariato, ma inevitabilmente portavoce di un cognome pesante, sono andati falliti. La ragazza, che sarà candidata al consiglio comunale per la lista Semplicità, che ha per capolista appunto Elio Sannicandro, appunto ripeto, presa da Corriere.it e rilanciata da Imola Oggi. Invece questa, venerdì 22 novembre, Imola Oggi l'ha rimessa in prima pagina, ma forse io me l'ero anche fatta sfuggire a suo tempo. PD, tessere in bianco firmate da Bersani, rinviata acquisizione degli atti a Roma, appunto rinviata alla conclusione dei primi interrogatori all'acquisizione degli atti nella sede nazionale del Partito Democratico a Roma, nell'ambito dell'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno sul tesseramento 2012 in provincia. La decisione di rinviare trasferta romana, prevista per oggi dagli investigatori coordinata del PM Vincenzo Montemurro, è stata assunta questa mattina in procura, e proprio oggi la notizia dell'arresto e della condanna di Lusi, tesoriere della Margherita, ad 8 anni per la sottrazione di 25 milioni di euro dalle casse del partito, che sono magicamente spariti. Rutelli non ne sapeva nulla, e Roberto mi fa dei gesti eloquenti: come non ne sapeva nulla il buon Rutelli di questa cosa? Insomma, diciamo che il fatto è piuttosto grave. Finalmente sono concluse le indagini e per fortuna viene data notizia. Io avevo paura che la cosa passasse assolutamente sotto traccia. Questa non è tanta una notizia da oltre la notizia, però mi sembrava giusto ricordarla, perché qua si fanno sempre processi magari per cose di pochissimo conto. Quando spariscono 25, qua appunto sono 25, però inizialmente si parlava addirittura di 50 milioni di euro. Quindi insomma Lusi è stato rinviato. Poi cosa abbiamo qua? Teppisti Notav, questa è una breve. Torino 2 maggio, paura ieri sera sull'autostrada Torino-Courmayeur a causa di un blitz di una ventina di attivisti Notav che hanno cercato di bloccare il traffico all'altezza di Borgofranco di Ivrea, gettando sulla carreggiata bancali di legno incendiati, sacchi dell'immondizia, transenne e altre masserizie. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine e tecnici della TIVA, che hanno rimosso il materiale. I manifestanti che sventolavano bandiere Notav sono fuggiti. Ecco, io questa notizia qua penso assolutamente che sia da rimarcare. Sono atti di terrorismo, dovrei dire, fermano un'autostrada e quant'altro, però
queste persone sono sempre libere di andare in giro, mentre magari delle persone che hanno al telefono osato fare una battuta sull'indipendentismo del Veneto, che poi è un diritto sacrosanto, la manifestazione pacifica anche con goliardate, perché me lo permetto di dirlo, il finto carro armato costruito con una ruspa a me sembra tanto, mi sa tanto di goliardata, mi sa tanto di vi facciamo vedere che noi la vogliamo veramente, ma non è che potessero andare con un misero carro armatino finto costruito con una ruspa a fare un attacco allo Stato. Cioè, lo Stato italiano in 2 minuti, cioè una ruspa la prendono e la disintegrano. Quindi queste persone sono venute in carcere, hanno passato dei giorni appunto lontani dalle loro famiglie, alcuni casalinghe, alcuni erano madri di bambini molto piccoli. Per fortuna la ragazza in questione è stata rimandata praticamente subito a casa, ma insomma imprenditori, perché Bernardelli è un imprenditore che ha osato fornire alla causa qualche migliaio di euro, insomma diciamo che è un po' particolare che i Notav siano in giro liberi di delinquere come meglio credono. Attenzione, io ripeto che i Notav sarebbero liberi di manifestare il loro pensiero, non vado assolutamente in questa sede a criticare quanto loro professino, perché sinceramente non è questo l'argomento, però vedo che queste persone attaccano un'autostrada eppure sono sempre in giro, ma come hanno anche attaccato altre situazioni, hanno forzato come si dice, hanno forzato i blocchi della polizia, per cui insomma magari forse sarebbe il caso di guardare di più. Io direi che per andare avanti con le notizie odierne abbiamo i titoli del TG1 che io, se Roberto in regia è prontissimo, come sempre li mandiamo. Dopo le parole dal palco del concertone, nuovo attacco di Piero Pelù contro il Premier, reagisce il PD. L'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, condannato ad 8 anni di carcere per appropriazione indebita. A tra poco. Decreto lavoro, intesa nella maggioranza, solo multe alle aziende che sforano il 20% dei contratti a termine, democratici, testo definitivo, soddisfazione NCD. Il ministro Poletti al TG1, già 5.000 adesioni al piano giovani, Berlusconi a un CGIL Act, 5 Stelle si svendono i lavoratori. Bufera su Pelù dopo l'affondo contro Renzi al concertone, il cantante rincara, il PD, lui milionario, offende chi guadagna 1.000 euro. Ucraina, offensive di Kiev ad est, separatisti abbattono 2 elicotteri, morti i piloti, vittime anche a Odessa, Obama e Merkel minacciano sanzioni. 8 anni di reclusione a Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, per appropriazione indebita e calunnia nei confronti di Rutelli. Chi non salta mafioso è, la battaglia dell'arcivescovo di Agrigento contro Cosa Nostra, colpi di cori da stadio per coinvolgere i giovani. E stasera su Rai 1 il nuovo show Si può fare, condotto da Carlo Conti, che ha avuto un'anteprima lunedì scorso, in gara 12 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Eccoci ritornati in onda per gli ultimi 5 minuti in vostra compagnia. L'unica notizia che magari passerà un po' sottotono è la critica che ha fatto ieri Piero Pelù al Premier Renzi. La politica non si è fatta assolutamente non si è assolutamente tirata indietro e via così ha colpito violentemente contro una legittima espressione del cantante appunto Pelù. Altre notizie: marocchini armati di bottiglie rotte cerchiano viaggiatore per rapinarlo. Bologna, che poi ormai Bologna sembra diventata quasi peggio della stazione centrale di Milano. Tutte le settimane c'è una notizia che riguarda la zona della stazione. Rapine in stazione, minacciano con bottiglie per derubare viaggiatore, barista li mette in fuga. Minacciato con delle bottiglie di vetro da alcuni malintenzionati nel tentativo di derubarlo, così un cittadino ha subito un tentativo di rapina l'altro giorno davanti alla stazione di Bologna. Uno degli attori del fatto è finito in manette. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera, sono Piero. Da dove Piero?
Pronto? Pronto Piero, sì. Sì, dunque ho sentito adesso il telegiornale, sì. Diceva che Lusi, mi pare, così il casiere di Rutelli è stato condannato, e oltretutto per diffamazione, perché di sicuro ha detto che Rutelli... Pronto? Mi è caduto Piero, non lo sento più. Sì, ecco Piero. No, niente, non riusciamo. Richiami pure, tanto ancora 5 minuti ce li abbiamo, quindi possiamo farla parlare. Sì, comunque credo di aver capito in che direzione andasse. Piero diceva che praticamente Rutelli si sente estraneo ai fatti. Lui non ne sapeva niente, come dicevamo prima con Roberto in regia, che mi fa ampi gesti come per dire: ma come non ne sapeva niente? Se la magistratura lo vede così, non so cosa dire. Effettivamente gli altri devono sapere tutti che chi ci segue in streaming ha visto Roberto che si è fatto eloquenti gesti come per dire: ma come non lo sa? E comunque eccolo ancora. Grande Robby. Non lo so, anch'io sono perplesso da questa cosa. Tutti devono sapere tutto. In questo caso Rutelli non ne sapeva niente. Spariscono 50 milioni di euro dalla Margherita e il proprietario del partito, chissà dove guardava. Torniamo alla notizia appunto dei marocchini armati di bottiglie rotte che accerchiano i viaggiatori a Bologna. Dicevamo che tutto è iniziato in serata lunedì scorso, quando i poliziotti sono intervenuti su una segnalazione di un cittadino vittima pochi istanti prima di una tentata rapina avvenuta mentre si trovava in un bar di fronte all'uscita della stazione. L'uomo ha raccontato agli agenti che 3 cittadini stranieri a lui sconosciuti avevano tentato di colpirlo alla testa brandendo ed agitando una bottiglia di vetro con lo scopo di sottrargli il bagaglio, e solo grazie alla prontezza di riflessi e l'intervento del barista è stato evitato il peggio, tanto che gli uomini si sono dati alla fuga. Allertati sul posto, alcuni agenti della polizia ferroviaria si sono subito messi alla ricerca dei malviventi. Nonostante la descrizione fornita dalla vittima fosse del tutto sommaria e malgrado la visibilità fosse assolutamente scarsa a causa dell'ora notturna e della fitta pioggia battente, i poliziotti sono presto riusciti ad individuare una sagoma, nascondersi dietro una pensilina per la fermata degli autobus e accerchiarlo. Quindi, nonostante il tentativo di fuga, hanno bloccato l'uomo, che è stato riconosciuto senza ombra di dubbio sia dalla vittima che dal barista. Il malvivente marocchino di 30 anni, con una lunga scia di precedenti per furto e ricettazioni, è stato pertanto arrestato in flagranza di reato ed associato alla locale casa circondariale. La notizia è presa da Bologna Today. Minacce, stupri, riti voodoo, liberate le schiave del sesso, nigeriani arrestati. 2 maggio 2014, di oggi, costrette a prostituirsi per restituire all'organizzazione i soldi anticipati per pagare il viaggio dalla Nigeria all'Italia via Lampedusa. Le ragazze terrorizzate con violenze, stupri e riti voodoo, un traffico che è stato stroncato dalla procura di Agrigento con l'arresto di 5 nigeriani accusati di associazioni per delinquere, favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione finalizzata al reclutamento di giovani nigeriani prelevate con l'inganno dalle terre d'origine e costrette a prostituirsi sul suolo italiano. L'operazione è stata denominata voodoo e i provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri nelle province di Ascoli Piceno, Ravenna, Roma e Brindisi. Altri nigeriani colpiti da provvedimenti sono al momento latitanti. Le indagini erano state avviate nell'agosto del 2011 a seguito del presunto sequestro di una giovane nigeriana da parte di alcuni membri del clan. La giovane aveva trovato temporaneo rifugio in un centro di accoglienza nell'interland di San Benedetto del Tronto, dopo essere stata trasferita dall'organizzazione criminale in Italia appunto attraverso Lampedusa. Tappa finale della giovane era la città di Ravenna, dove era stata destinata a battere le strade periferiche di quel centro per ripagare il costo del viaggio in Italia anticipato dall'organizzazione criminale e ammontante a più di 20.000 euro. Centrale il ruolo svolto da uno stregone, padre di 2 degli indagati, che tuttora risiede in Nigeria. Le indagini, avviate dai militari del nucleo operativo dei carabinieri di San Benedetto del Tronto, inizialmente sotto la direzione del sostituto procuratore di Ascoli Piceno, Carmine Pirozzoli, consentirono di localizzare la vittima a seguito di attività di intercettazioni e pedinamenti, che fece delle prime dichiarazioni sui soggetti che avevano organizzato il suo viaggio in Italia. La notizia, che prosegue, è stata presa anche questa da Imola Oggi, ma che era comunque rilanciato da un comunicato dell'AGI. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia questa sera. Vi ricordo i miei contatti: Gabriele Luigi Abbiati su Facebook. Se volete aggiungermi sarò ben contento di annoverarvi tra i miei amici. Ringrazio Roberto
Alberto Colombo in regia. Vi ricordo assolutamente di andare domani e dopo Pontide, domani sera ci sarà un bel concerto di musica a chilometro zero, e poi invece domenica il consueto appuntamento con tutti i big, ma non solo tutti i big. Vi ringrazio voi tutti, vi dico solo una cosa, che a Roma è stato letto un romanzo piuttosto spinto su sfondo omosessuale ad un liceo appunto dei giovani di 14 anni. Vi consiglio di andare a cercare la notizia e approfondirla voi stessi, perché leggerla in radio sarebbe assolutamente controproducente, visto quanto è spinto il racconto fatto leggere ai ragazzi. Buona serata a tutti e buona Padania. Avete ascoltato Giovani Padani. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630